No, dicevo, aspettiamo che rientri Gavino Sale, perché poi dicevo, mi dispiace anche che è l'unica donna, cioè le donne che erano sul palco adesso stiano andando via, però sarà molto interessante interrogare i maschi sulle politiche pubbliche a sostegno delle donne. Aspetto un attimino Gavino Sale, poi ci faccio un ragionamento e faccio veramente, formulo la domanda. Ma mi sa che è andato... Se n'è andato? No, a fumare, per cui... Lui non può fare procedere. questo. Puoi procedere con la domanda? Allora, intanto mi presento, io sono Giusy Marroso, faccio tantissima attività, ma una delle passioni, credo, di sempre è stato quello di occuparmi di politiche di genere. Sono anche la presidente di Noi Donne 2005, col MOS lavoriamo insieme perché lavoriamo a una serie di iniziative che riguardano i diritti. Ora, le politiche pubbliche a sostegno delle donne è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, perché è un percorso anche molto lungo, è un percorso di diritti lunghissimo, è un percorso che spesso passa in secondo piano, non nutre un grandissimo interesse, forse noi donne non appassioniamo moltissimo da questo punto di vista, però siamo anche molto determinate a non lasciare cadere nel vuoto tutte le cose che ci riguardano. Ora, a proposito di questo argomento, mi piacerebbe sapere non tanto una narrazione sul femminile, su che cosa siamo, perché questo lo conosciamo. Vorrei veramente sapere da un punto di vista pratico, ognuno di voi, maschi, perché poi soprattutto sulle politiche che riguardano il femminicidio, abbiamo cercato molto e cerchiamo costantemente il sostegno maschile. Combattere il sessismo vuol dire avere a fianco maschi che dicono noi non ci stiamo. Allora, questi maschi noi sappiamo anche chi sono, però costantemente ci facciamo affiancare da altri che se vogliono ci possono seguire in queste battaglie. Ora, la cosa che io vi voglio chiedere è questa: ognuno di voi che cosa pensa sia sul femminicidio, per esempio, che è un argomento scottante. Sappiamo che è un argomento che strappa il cuore quando questi fatti avvengono. Sappiamo anche che poi cade nel vuoto perché in un'epoca in cui tutto diventa social, tutto diventa molto pubblico, molto mass mediatico, tutte le cose hanno importanza se hanno clamore, diversamente cadono nel vuoto. Però sappiate che insomma tutti i giorni queste cose avvengono e tutti i giorni vanno seguite. Allora io partirei da questo, dalla piaga del femminicidio, partirei anche appunto dai fondi sulla violenza di genere, su come la pensate, su che cosa avete fatto, ma anche su che cosa vorreste fare, quali sono i vostri percorsi personali, perché secondo me questi argomenti sono credibili se davvero si hanno dei percorsi. Relativamente invece alle politiche pubbliche, quali altre politiche sono state affrontate, avete affrontato, quali sono le cose che ci potete raccontare di fatto e di cose da fare? Grazie. Se posso iniziare, buongiorno, buonasera, grazie a tutti e a tutte. Io mi chiamo Mario Perantoni, faccio l'avvocato e non ho mai affrontato l'amministrazione o la gestione di problematiche a livello istituzionale. Nella mia professione, peraltro, ho avuto modo di venire a conoscenza di fatti non così gravi come quelli che sono stati evocati, bensì di toccare con mano quelle che sono i disagi sociali e le difficoltà che soprattutto in questo momento affliggono anche le famiglie, le coppie, le persone. E io sono convinto di una cosa, che il problema in prima battuta del femminicidio non è un problema che si risolve con la legge. La legge è certamente uno strumento,
o meglio, non si risolve con la legge penale o esclusivamente con l'inasprimento delle pene o con la previsione di fattispecie di reato tipiche. Il problema del femminicidio si risolve, come molti altri problemi della nostra società, si risolve con la cultura, si risolve con il sociale. Il problema si risolve se si mette in condizione il soggetto debole di avere un riferimento certo, e questo riferimento certo si può avere esclusivamente se si ha uno stato sociale forte, se si ha dei centri di riferimento forti, se si hanno delle persone che ti possono seguire e alle quali tu ti puoi rivolgere. La richiesta di aiuto è un qualche cosa che deve avere un riscontro, non può cadere nel nulla. È chiaro che deve esserci un supporto normativo, ci devono essere delle istituzioni, ci deve essere una tutela da parte dello Stato. La problematica, a mio parere, va risolta operando in questa direzione, cioè prima di tutto dando tutela concreta, quindi mettendo le persone, il soggetto debole, in condizioni di poter rivolgersi, come ho già detto, a delle strutture che possano supportarlo e possano sostenerlo. Se le persone vengono lasciate sole non hanno la possibilità appunto di difendersi, si ritrovano in quel circuito che provoca un loop per cui non si vedono prospettive. Da un punto di vista della mia diciamo tendenza personale per affrontare questo tipo di problema è quella che vi ho detto, cioè la necessità di prevedere certamente degli strumenti normativi più adeguati. Da un punto di vista penalistico, da un punto di vista di quello che esiste oggi nell'ordinamento penale italiano, abbiamo la figura dell'omicidio, ovviamente, è l'ipotesi aggravata che è quella dell'omicidio del convivente, del collaterale. Sono pene che portano fatti che portano all'ergastolo. Un intervento normativo sotto questo aspetto per poter avere diciamo, un effetto più dissuasivo è certamente quello di impedire, ad esempio, di poter ricorrere a determinate forme processuali, come ad esempio il rito abbreviato, che potrebbero portare a evitare la pena dell'ergastolo e quindi limitare la condanna a una pena detentiva che poi per tutta una serie di meccanismi potrebbe anche essere non espiata del tutto. Da un punto di vista sociale, come ho detto, non è il mio settore. Io ragiono in termini normativi, io ragiono in termini di leggi, io ragiono in termini di diritti. Io ragiono nei termini di quelli che sono i principi fondanti del nostro ordinamento e quelli che sono i principi fondanti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E soprattutto io ragiono in un termine molto semplice, e cioè che la mia libertà finisce dove inizia la tua libertà. E allora è questo che dobbiamo sempre tenere presente, è questo che dobbiamo insegnare alle persone. Proseguiamo secondo questo. Ok. Dunque, se partiamo da lontano, io questa sensazione, ricordo un bellissimo libro di Chiara Saraceno che parla delle società e delle comunità matriarcali, e cita: tra le società seriamente, profondamente capaci di riconoscere nel tempo una guida femminile piuttosto che maschile, alcune comunità sarde, alcune comunità di un altro paese europeo. Noi abbiamo una cultura antica che non vede differenze tra la capacità di esercizio della funzione di guida, di potere
tra donne e uomini. C'era una citazione prima che era quella di Eleonora d'Arborea, ma mi sembra che noi abbiamo modelli femminili molto radicati. In realtà però questo non è la cultura diffusa. Ai bambini e alle bambine, e alle bambine in particolare, non si trasmette un'idea di obiettivo femminile, di modello femminile, che è un modello culturalmente capace di elevare la propria stima, su se stessi, di elevare la propria autostima e quindi in grado di dare strumenti di difesa, di confine rispetto all'altro. Penso all'idea del ragazzo calciatore, della ragazza che fa la velina o che deve fare la fidanzata del calciatore. Quello che stiamo combattendo in questo momento è un modello terribile dal punto di vista della costruzione, della visione futura che diamo ai bambini nelle scuole elementari, spesso nelle famiglie, spesso nella comunità educante più in generale. Su questo c'è un lavoro da fare che è molto profondo, non riguarda soltanto la parità di genere, che si può rafforzare, riguarda proprio la cultura più profonda dell'Occidente, non so se dell'Occidente, di sicuro in Italia è una tematica che è molto profonda e che andrebbe sradicata da tutta una cultura televisiva, mediatica di questi ultimi 30 anni in particolare, che secondo me si è sovrapposta a una cultura più profonda che almeno in Sardegna esisteva. La valutazione che poi voglio aggiungere su questo tema, che è molto importante, è che se penso ai salti fatti in avanti comunque in questa legislatura, voglio dire una cosa: in questi 5 anni secondo me molti passi avanti sui temi dei diritti sono stati fatti, e sono stati fatti in una legislatura che ha dovuto combattere contro la crisi economica. Normalmente si mette in competizione la crisi economica con l'assunzione di diritti. In realtà noi abbiamo fatto passi avanti in una fase che era di crisi economica così profonda da essere paragonata numericamente a quella del 29, che è la più grande crisi economica dell'Occidente. E l'abbiamo fatto in una condizione nel quale la sinistra, che normalmente è quella che tende ad allargare la sfera dei diritti, non aveva l'autonomia e i numeri per farlo. E tutto l'insieme di leggi che sono sui diritti sono stati fatti provando a lavorare in una condizione ostativa politica e ostativa sul piano sociale ed economico. Tant'è vero che alcuni passi in avanti che si potevano fare non sono stati fatti perché su quello non si è riuscito proprio a trovare i numeri. Penso allo Ius Soli, su quali molte forze politiche che si propongono per il governo purtroppo non hanno dato l'ok perché questa cosa potesse essere approvata nelle stesse condizioni in cui era stata approvata alla Camera. Sullo specifico del femminicidio voglio dire questa cosa. Io penso che il tema dell'educazione, della cultura da combattere sia molto profonda e radicata, come ho detto prima, e ci sia una fatica da fare che va supportata. La maggior parte del piano contro la violenza di genere, che è stato approvato a luglio dello scorso anno e che dura 3 anni e che ha molte risorse, è quasi tutto concentrato su questa fase di educazione, di ricostruzione dell'educazione a partire dalle bambine e dai bambini. Poi c'è un altro tema, il tema è la prevenzione dell'atto, nel senso che troppo spesso quello che avviene poteva essere previsto, troppo spesso ci sono denunce che sono sottovalutate, troppo spesso ci sono violenze che vengono ritrattate. L'ultimo è il caso dell'episodio di un candidato, poi la cui denuncia poi della moglie è stata ritirata, ma quando c'è una denuncia ritirata c'è una denuncia prima. La maggior parte dei casi di violenza e di genere hanno sempre degli atti preventivi che sono sottovalutati. Su questo c'è del lavoro che è stato fatto, perché si è costruito una rete molto più attenta. Io ricordo emotivamente che ad un certo punto, 1 anno e mezzo fa, al Senato un gruppo di colleghe ha detto: non possiamo più lasciare questa tematica, sembra una tematica che ci interessa solo quando avviene una morte. E abbiamo iniziato una catena che ogni giorno mattina e ogni giorno la sera
uno di noi, di quelli che avevano aderito a questa cosa, ricordava il numero di persone che erano state uccise, di donne che erano state uccise, per sensibilizzare colleghi e per sensibilizzare anche l'opinione pubblica sul fatto che non ti devi ricordare soltanto quando avviene un fatto grave o un omicidio. E questa cosa è servita per costruire quel piano di cui parlavo prima, per farlo approvare, per costruirlo con tutta la rete territoriale delle competenze delle istituzioni locali, dei centri antiviolenza, che sono depositi davvero di cultura, di competenza, di passione e di capacità, e con tutte le associazioni che sono depositi di cultura, di passione e di capacità. Questo lavoro ha portato anche al fatto di costruire intanto un riconoscimento di tutte queste reti come reti che fanno un lavoro che lo Stato non è in grado di fare da solo, perché lo Stato può lavorare per mettere a disposizione risorse, ma in realtà la rete, l'affidabilità, la fiducia è molto mista tra pubblico e più ancora verso l'associazionismo che riesce a fare questo lavoro di dare fiducia alle donne che hanno paura, ma hanno paura di andare in un luogo istituzionale dove magari la risposta è istituzionale, è fredda, magari la risposta è in una comunicazione, un'altra istituzione, non in un ambito di accoglienza. E poi quando succedono le cose bisogna trovare alcuni pezzi di soluzione che sino a questo momento non c'erano. Io ne cito soltanto due perché sarebbero tantissime, non voglio rubare troppo tempo. Prima soluzione concreta: le vittime dei femminicidi sono molto spesso anche i figli di chi è stato ucciso, perché normalmente il figlio si ritrova senza avere più neanche un genitore, la mamma che è stata uccisa da un papà che deve stare in prigione, e quella è una condizione delicatissima. E per una strana cosa la legge consentiva di tutelare questi ragazzi sino alla maggiore età, ma dopo la maggiore età non erano più tutelati. È stato un lavoro della commissione d'inchiesta sul femminicidio, che è stata avviata nella seconda metà dell'anno scorso, a individuare una soluzione necessaria di accompagnamento anche economico dei ragazzi vittime di femminicidio anche dopo che compiono 18 anni, perché se ad un certo punto l'età legale di maturità è 18 anni, in realtà l'età della maturità in cui tu puoi essere sicuro sul piano psicologico e certo di quello che tu sei in grado di fare, un po' più forte rispetto a quello che ti è accaduto sul piano anche fisico e psicologico, è un'età più grande. E la seconda cosa che è stata fatta invece in questa regione, che molto spesso noi svalutiamo, ma in realtà è una regione che sul piano sociale è molto più avanti di tante altre regioni. Faccio l'esempio del REI. Il REI, cioè il reddito di inserimento, quello che garantisce alle famiglie povere un'occasione di riscatto dentro un periodo di protezione economica, è stato costruito prima in Sardegna, 2 anni prima, e poi è diventato realtà. Allora, in Sardegna per la prima volta si consente si sono disposte delle risorse per le donne che fuggono da una condizione di violenza, si rifugiano dentro un centro antiviolenza e hanno bisogno di ripartire anche economicamente, ed è stato pensato un intervento che è una sorta di reddito di supporto quando c'è questo tipo di condizione, ed è un'azione che è attiva concretamente. Allora l'intervento, ne potrei dire molti altri, ma in realtà la linea di demarcazione di questo processo è il contrasto a una condizione non soltanto di conflitto tra i generi, che non è un conflitto, ma di idea di una superiorità di un genere rispetto all'altro, ma è l'idea di costruire una coscienza di chi è più fragile e chi è più debole, perché si trovi degli spazi in cui si può fidare, e dall'altro però da bambine e da bambini contrastare anche l'idea che il modello di riferimento per una donna e per un uomo possono essere quelli di cui stiamo parlando, perché sono poi quelli che generano l'idea che si possa pensare di fare violenza verso la donna, verso un altro, solo perché è diverso come genere, ti pare più debole, più fragile, quindi più a tua disposizione. Buonasera, sono Giovanni Nucci, sono candidato per Potere al Popolo. Al centro del nostro programma c'è la lotta contro le diseguaglianze, la tutela dei diritti soprattutto dei più fragili, quindi è un argomento, come dire, sensibilissimo. Io lavoro nell'amministrazione giudiziaria, quindi per ragioni professionali
vedo i provvedimenti, gli interventi, la risposta, diciamo, dello Stato a situazioni gravissime di violenza e di molestie di genere. Vi posso dire questo, che la risposta dello Stato è immediata, cioè in genere si parte da una denuncia, questa denuncia viene esaminata, certo poi ci possono essere anche denunce non considerate adeguatamente, ma solitamente si interviene, il giudice per indagini preliminari interviene al massimo in un giorno, se non in un'ora, legge e immediatamente interviene e la persona viene subito allontanata. Dico, noi abbiamo principi, abbiamo una normativa internazionale, abbiamo ormai, come dire, sul piano ordinamentale tutta una legislazione che intende tutelare al massimo queste situazioni. Però, come è stato giustamente osservato da qualche amico intervenuto, a volte i diritti vanno alcuni diritti vanno di pari passo e la tutela di genere richiede, come dire, tutto un contesto, diciamocelo molto onestamente, tutto un contesto che riguarda la donna ma anche l'uomo. C'è nella violenza un fatto assolutamente esecrabile, censurabile, che viene punito con la gravità che tutti, diciamo, sulla quale appunto tutti concordiamo, ma il problema è a monte. Il problema, al di là dell'istinto, come dire, di quell'abisso oscuro per cui persone anche, come dire, che mai appunto hanno manifestato così, almeno pubblicamente, una violenza, un'aggressività, si trovano a compiere dei gesti pazzeschi. Quindi, come dire, ci sono sicuramente dei fattori difficilissimi da prevenire, ma possiamo però dire questo, che in una società, in una comunità in cui sono garantiti alcuni diritti di carattere economico, quindi viene garantito un alloggio, viene garantito comunque la possibilità di un sostegno economico, la persona che si trova a subire una violenza immediatamente può reagire, non ha bisogno di cercare un'altra casa, perché quella casa gliela si dà immediatamente. La ricerca di una casa, diciamo delle associazioni o degli organismi pubblici che provvedono a questo, fanno una cosa importantissima. Le persone che, come dire, più disperate sono quelle che si trovano in un abisso, veramente in fondo ad un tunnel, che non hanno la possibilità di abbandonare quel tetto coniugale, non hanno la possibilità di abbandonare magari una casa non propria, con cui, diciamo, dovranno necessariamente intraprendere una lotta giudiziaria per far riconoscere quello che è scontatamente da riconoscere, ma che comunque richiede un lavoro pazzesco, dove si andrà a scrutare sull'esatta dinamica della separazione, bisognerà verificare se c'è una responsabilità, una colpa, e una persona non regge a questo. Ci sono persone fragilissime che vengono da anni di sopportazione, di persone impossibili, perché ci sono anche le persone impossibili, e bisogna dare, come dire, ad ogni persona, che sia donna o uomo, la possibilità di uscire agevolmente da una situazione difficile. Questo non vuol dire andare con leggerezza nei legami e nelle situazioni appunto di impegno affettivo, però vuol dire creare le condizioni per le quali, se una persona si trova costretta per incompatibilità di carattere o per l'emergere in una relazione di atteggiamenti di aggressione e di violenza, quella persona deve essere messa nelle condizioni di mollare immediatamente, di essere, come dire, libera, di trovare, come dire, una via d'uscita. Ecco, io credo che il fattore economico sia fondamentale. Il popolo lotterà affinché venga data una casa a tutti, nel patrimonio pubblico che comunque c'è, che bisogna pensare anche in questa prospettiva. Quindi sono due fattori che vanno sicuramente di pari passo. Poi la verifica, il monitoraggio costante della casistica, vedere, come dire, dagli accadimenti, partendo dalla casistica giudiziaria, ma anche attraverso un controllo
che passa per la disamina di altre professionalità come quelle sono legate all'assistenza che fanno gli enti di carattere psicologico, di carattere come dire anche economico, cioè cercare di arrivare a capire e prevenire situazioni per poter intervenire. Ci sono comunque degli organismi pubblici anche a livello parlamentare che intervengono, chiedono dati statistici costantemente. Questo è importante, ma anche qui si tratta di una lotta in divenire. Bisogna, come dire, essere costantemente dentro tutti i fenomeni, pur nella loro complessità e nella loro varietà e quantità. Però è l'unico modo per riuscire ad approntare dei mezzi adeguati. Scusate, una domanda all'avvocato Perantoni che deve andare via così. Sì, Grazie. Quella risposta la faccio a tutti, se no no, la anticipo. come se Gavino non si... Gavino non ha sentito la domanda. Non ha sentito la domanda, non so. Dall'inizio? No, la domanda era... La domanda? No, era sulla questione delle donne, sul femminicidio. No, Femminicidio e non in parità di particolare sul genere. femminicidio, ma sulle politiche pubbliche a sostegno delle donne, e poi c'era la Sì, sì, io ho sentito mentre fumavo. Volevo dire Sì. comunque che un osservatorio sul femminicidio e su questi fatti c'è già, e che la donna non siamo dei soggetti deboli, nel senso che la persona che subisce violenza lo diventa debole perché viene annientata, ma non siamo soggetti deboli, anche questo. Sì, il ragionamento... Chiedo solo un po' di contenere gli interventi, Sì. perché gli attaggi, quindi se riusciamo poi ad andare via entro le 8, va bene per tutti. Credo che a determinati problemi basilari non si possano trovare soluzioni tecniche, tipo la sicurezza tecnica. Un presidente mica esiste. Parliamo a Kennedy, dopo che no? E tutti cercano la sicurezza tecnica. No, non esiste. Ritorniamo sempre al vissuto e all'esperienza, no? E torniamo ai 9, dove viviamo noi, il 99% del tempo. Tornando sempre a Kobane, e lì ho visto la femmina. Kalashnikov, Dottugantu, e non è che c'era una soluzione tecnica per proteggere le donne, ma già si proteggiano, era già codificato nell'esistere nel rapporto tra uomo e donna, che non è uguale, ma è uguale. E se no questa attrazione infernale da che cosa non nasce? Creare che siamo dopo lo sono negativo, assoluti, e ritornare sempre alle nostre questioni culturali, no? Tornare al mito, sempre da Eleonora. Esiste nella mitologia nostra un falco che si chiama Vento e che a distanza di 600 anni lui è vivo. E che fa che del Vento? Strappa gli occhi a Chiedocala, femmina e pizzino minore. Quindi una questione atavica, culturale, sedimentata, che è dentro di noi. Se andiamo ancora più in fondo, la trasmissione del potere neuralgico, non fidi tra mascio e mascio, no, tra donna, tra mamma e figlia. Avete capito la sedimentazione culturale che veniva, su questo potere neuralgico di figli potentissimo, veniva trasmesso. E questa cosa poi nell'evoluzione dei tempi è stata una Eleonora e poi ancora a Noisi, e io vedevo l'insegnamento delle donne a casa mia, cioè fin nonna sa che vidi la diplomazia, era nonna che ha dato vita a tutti i suoi figli che ha fatto, era mia nonna che aveva l'aggressività per difendere la prole, non mio nonno. Non figli in campagna, guerrenne, questa natura a procurare semplicemente era un banalissimo impollinatore e un portatore di alimenti, ma l'epicentro di questa famiglia, fin nonna, e mai avremmo potuto pensare mai che poi un figlio che occhi le mamme ammartellate al cervelletto perché gli fu tirare la pensione. Ma per noi era una figura
pressoché sacra. In noi tutta tanta educazione, i segreti della medicina, i segreti del comportamento, i segreti del valore venivano trasmessi da donna a figlio, e sul rapporto vedi completamente differente. È solo adesso che questa società dell'iperconsumo, dell'iperaccumulazione, dove Jimi Hendrix già da allora narraia da cerco la parte innocente di un mondo robot della stessa vita, dove regna lotta divistica all'ultimo sangue. E chi è impegnato nella lotta divistica all'ultimo sangue se non il genere maschile? Da voi la femmina già dopo, prima della storia è stata messa da parte dai maschietti. Quindi è totalmente un fattore culturale che due di cacciappa intro e prima di toccare una femmina. Allora a Bari dicevano, e ovunque in Sardegna è miserabile quest'uomine, poi cadavano a chisuinari contato a Samuzele, cioè era scartato da tutti gli uomini, no? Pensa tu che difesa Bahia del genere femminile, che cadavia l'amministrazione vedi tutto canto della femmina. Eravamo sempre e comunque un'avanguardia a questo pseudo-mondo, pseudo-moderno. Fino in noi sì, veramente l'avanguardia culturale della prassi, della concretezza, mica delle teorizzazioni sull'aspetto tecnico. Se la uccide allora è poi i bambini e tutta questa cosa là. Non la deve bocchire. Mentre adesso è una soluzione, l'ammazzo e via, no? Ma nasce da questa aberrazione, da questa società moderna che ha deviato, no? Sulle leggi pressoché di natura, come tenere da Epicuro o altri, o Seneca quando scrive a Lucilio, eccetera, eccetera. Quindi noi intro di annoisi, io ne ho 60, quindi siamo su finendo quella cultura atavica ancestrale quasi tellurica, e mi vivo questa schizofrenia nello stesso corpo. In un ido che la femmina è trattata male, mi sento impotente a questa cosa, ma so benissimo che è figlia di un processo culturale dove noi avevamo messo la donna come ente primigenia di questa cosa, un rispetto assoluto anche e soprattutto nella vecchiaia, ma anche nella giovinezza, nelle forme criminali. Potevi fare le analisi di tragedi di uomini, carabinieri, rapinatori e balle varie, ma guai a toccare una femmina. Solo negli ultimi tempi abbiamo visto sequestri di donna, femmina morta, eccetera. Quindi è sempre comunque uno scontro di culture, dove la nostra cultura in questo momento è soccombente, ma credo che tra un po', lo stiamo vedendo in campagna elettorale, una montone femmina si sono offende più del doppio degli uomini, almeno per quanto riguarda questa operazione che abbiamo tentato l'uomo, no? Autodeterminazione, che è un nome molto brutto, lungo, però contiene grandissimi concettualità filosofiche di base. La prima è l'autodeterminazione, che però queste conoscenze culturali devono essere trasmesse, non bloccate e sovrapposte, come a noi siamo arcaici, sono sempre arcaici, e sono moderni, sono uso che femmina, questo è, basta.